Oggi Agello è un grande cantante, perché parliamo della grandissima canzone melodica napoletana e anche la storia di una bella amicizia con il re della canzone napoletana. Intanto presentiamo lui, eccolo qua, Mario Maglione, ciao. Ciao Alfonso, buonasera. Allora, buongiorno. Buonasera, buongiorno, intanto andiamo in replica, quindi va bene, insomma, notte, allora, giorno. Salve. Salve, come diceva, salve. Oppure a napoletano dici ciao. Ciao. Ciao mi piace, ciao vabbè. Ciao, sempre, quando arrivi, quando vai via, insomma. Sempre ciao. Sempre ciao. E allora usiamo ciao. Ciao, ciao. Quindi entriamo proprio nel clima. Sì, certo, si è capito. Senti, con te si entra nel clima di Mergellina innanzitutto, perché insomma... Ma nel clima di Mergellina c'è un'atmosfera molto bella, non per niente ci sono gli aliscafi che vanno a Capri. Ma c'è un napoletano che parla poco bene della sua terra? Io quello mi chiedo, perché poi giustamente ognuno parla bene, insomma, di quello. Ma i napoletani dai ce l'hanno questa cosa. Sai che cosa c'è? Non so, parlo dei napoletani perché io sono napoletano, ma credo che ognuno di noi ha sempre un rapporto di odio-amore con la propria città, come la donna che ama, no? La donna che ama non è che amarla sempre continuamente, qui entra l'artista. La monotonia. Sì, io ho un bel rapporto, come in certi momenti non la sopporto. Quando non la sopporti? Ma non sopporto il traffico, non sopporto alcune cose della nostra città, ma poi fondamentalmente l'amo tantissimo, se no non potrei cantare le canzoni napoletane. Ecco, e poi tra l'altro insomma noi lo diciamo sempre quando ci sono poi artisti napoletani che tanti cantanti, attori, vengono tante persone da Napoli, insomma, quindi c'è un qualcosina di particolare, c'è insomma in quella terra. Io credo che a modo suo la Napoli è magica, in modo molto particolare ma è magica. Tu come la magia di Napoli, al di là insomma della musica, come la tiri fuori, come la porti a conoscenza del pubblico? Ma io vivendoci, sai, non riesco poi so che è magica, lo vedo attraverso gli altri, ma la magia non funziona su di me. Il mago la magia su di sé non difficilmente riesce. Quindi tu la devi portare sugli altri, giustamente. Certamente, una magia tra virgolette molto simbolica, no? Virtuale, ecco, siamo una televisione satellitare. Parliamo di virtuale, giustamente. Allora è virtuale, nel senso che canti una canzone, in quel momento può essere magico perché tu puoi cantare una canzone che l'hanno cantato 100.000 persone, la puoi dare in un certo modo, essendo una canzone napoletana che ha avuto un grande successo nel mondo e continua ancora a avere, per una questione magica non si riesce a capire il motivo di questo grande successo. Ma ogni volta che si canta una canzone, per esempio, poi tu ci farai sentire insomma un medley, un brano famosissimo, però ogni volta che si canta una canzone, canzoni conosciutissime in tutto il mondo, anche tu hai viaggiato in tutto il mondo, insomma, io viaggio tantissimo. Ogni volta, cioè ogni cantante napoletano, ognuno dà qualcosa di suo, cioè che cosa cambia? Perché poi alla fine insomma c'è questa magia proprio di Io credo che principalmente nella canzone, perché parliamo di musica, bisogna assolutamente essere personali. Non bisogna copiare nessun artista, perché nel momento che si copia non si è più se stessi e non si riesce a dare il messaggio. Come si fa a essere personali su una canzone però che comunque è stata cantata intanto avere la voce personale. Esatto. Sai, molte volte anche a me mi attribuiscono l'eredità di il grande Roberto Murolo. Infatti l'abbiamo detto, poi lo Io sono felicissimo, sono contento di questo, ma sono un cantante personale, cioè sono l'erede di Murolo ma con la mia voce. Molte volte essere stiamo vedendo infatti una foto che la regia prontamente ha mandato in onda. Qui a casa di Roberto poco tempo fa, dove ci lega un'amicizia dal 1974. Perché lui vuole che tu canti le sue, tu mi raccontavi quando lo vai a trovare, vuole che tu canti le sue canzoni praticamente. E in particolar modo una canzone si chiama Scrivimi, penso che lui ha scritto per un altro grande artista napoletano che è Sergio Bruni, che è stato un altro grande pilastro della musica, ma lui ha avuto Roberto, insomma... sono due generi diversi, però che poi riescono a camminare sullo stesso binario perché è la grande tradizione. Lui spesso mi fa cantare questa canzone che ha scritto lui, che lui non ha quasi mai cantato, l'ha fatta solo cantare. Ah no, non c'è motivo, perché lui l'ha scritta in modo anche molto, canzone con una grande voce, però no, ma a parte, credo lui ha cantato sempre altre canzoni, Ciucciariello, insomma, Sara chissà, tutte canzoni di grandissima, e allora, quelle più umoristiche. Allora spesso mi fa cantare, io lo sono andato a trovare, adesso Roberto è anziano, vado spesso a casa a trovarlo e così lui ormai non fa più niente. Ogni tanto dice Mario cantami un po', cantami scrivimi, io gli canto questa canzone sua e lui si dice usa un termine prettamente napoletano, lo dovremmo dire in inglese, ma in napoletano anche che in inglese non si può tradurre, lui si sciacea, sai cosa significa sciaciarsi? Si gode, insomma, si rilassa, insomma, una cosa... No, quando tu dici, mamma mia, come mi fai stare bene, Napoli, quando tu vedi una persona con viso allegro, che recepisce bene, dici, guarda, chi si sta sciaciando. Sciaciando? Vuol dire che, insomma, gode in quel momento proprio un momento particolare. Quel momento, quella determinata cosa. Senti, ma cantare... Viene recepita bene, arriva dentro... Arriva subito, insomma. No, arriva proprio bene. Al cuore, dove deve arrivare, insomma. Bravo.
Senti, ma cantando proprio le canzoni di Murolo, no? Quindi tu ti trovi a casa sua, canti le sue canzoni, in quel momento, una critica te l'ha mai fatta, al di là di quello che è il complimento? Qual è la critica, per esempio, che magari Roberto ti fa... negli ultimi anni non me ne fa più, ma prima ne faceva tantissime. No, tante volte sbagliavo le parole, quello, oppure sbagliavo qualche nota in silenzio, dopo diceva, sai come ha sempre usato questo modo. Cioè, per esempio io cantavo Reginella, no? Allora sbagliavo in un punto, lui tranquillo, dopo faceva, cantami un po' Reginella, quando cantava, ecco, fermati, qui hai sbagliato, aspetta, bisogna riprendere, questo è quando una persona stima un artista, Certo. e vuole che Ti faceva migliori, no? ricominciare, insomma, poi nella maniera Certo. giusta, quella che era la maniera giusta. È un metodo che uso anch'io per qualche mio amico, così, quando dico fammi sentire un attimo una cosa, dico guarda, a questo punto secondo me non è così, prova che è così, hai ragione. Senti, la carriera è iniziata, dicevamo prima, dai Cappuccini. Dei padri cappuccini. Dei padri Cappuccini. Non col insomma. cappuccino. Col cappuccino, ma quelli servono sempre comunque. Sì, Poi le sì. tournée sono faticose, quindi... No, le tournée se sono fatte bene sono splendide, dipende da... Visto che viaggiavi in tutto il mondo, qual è quella che ti è rimasta più nel cuore, diciamo, magari all'estero, visto che hai girato tanto? Sì, ti devo dire, io sono stato per la prima volta nel 1981 in Giappone, poi nel 2000 e 2001 ho fatto 2 tournée invernali con Aurelio Fierro, un altro Sì. grande Sì. pilastro della musica napoletana. Abbiamo fatto 20 città più importanti del Giappone nel 2000 e 10 nel 2001. Ti devo dire che il Giappone mi è rimasto proprio Nel cuore, insomma. in maniera straordinaria, adesso ci ritornerò ancora. Ma anche i giapponesi conoscono bene tutte le canzoni, cantano con te. Il napoletano? No, in giapponese perché gli vengono tradotte. Cantano in giapponese e canti in napoletano, è bello, dai. Ah sì, c'è una cantante giapponese che viene spesso anche in Italia, che canta con noi, si chiama Junko Matsumoto. Sapessi, lei canta te vedi quando scende in scala, quel bellissimo pezzo di Quando piove di Pino Daniele, la fa in giapponese, guarda, ti dico, è bellissima. Tu ne sai Ma in poi giapponese? c'è anche, aspetta, come fa quella che fa? Yam, sai come fa? In giapponese fa Iko yamaye, Iko yamaye, è fortissimo, Tutta l'altra cosa, però. Certo. Ma le canzoni napoletane si cantano anche in russo, si cantano, io che spesso giro sul satellite, mi metto a guardo molta televisione straniera e ho beccato tante volte delle cose in napoletano che poi sono state cantate in altre lingue. Tra l'altro adesso la canzone napoletana, insomma, da qualche anno, poi anche tu l'hai fatto grazie alla televisione, no? Grazie ai